Una giornata storica per Vittorio Veneto, una giornata storica per il quartiere di San Giacomo. La nuova farmacia comunale sta finalmente prendendo forma. Sì, direi proprio di sì. Parlare di storicità forse è proprio il caso, visto che una scuola storicamente piazzata in San Giacomo si trasforma in un altro importante servizio per questo nostro quartiere, per Vittorio Veneto intero alla fin fine, se consideriamo che San Giacomo è una delle porte della città, forse la più importante, e quindi posizionare questo nuovo servizio gestito in modo innovativo in questo punto è senz'altro un punto a favore dell'intera città. Un paio d'ore fa abbiamo fatto l'atto notarile di cessione da parte del Comune, di acquisizione da parte di Vittorio Veneto Servizi. Sono voluti 2 anni circa di ragionamenti, di valutazioni, di indagini, eccetera, per raggiungere poi la conclusione finale che ha portato alla giornata di oggi. Da oggi in avanti si opererà e probabilmente tra 1 anno e mezzo, 2 al massimo, dovremo avere la struttura funzionante anche con tutta una serie di nuove attività che sono collegabili all'attività vera e propria di farmacia, quindi è una bella giornata. Ci troviamo quindi all'interno della scuola Sauro, qui troverà spazio la nuova farmacia. Come è stato l'iter che ha portato alla giornata di oggi? Beh, l'iter è molto semplice, è un lavoro che, come ho sempre detto, dura da circa 2 anni, che ci ha portato prima a uno studio di fattibilità. Avevamo cercato nella zona limitrofa se avevamo qualche spazio adeguato. Purtroppo non ce ne sono, la farmacia attuale è troppo piccola, e poi abbiamo cominciato a carezzare l'idea assieme alla giunta e parte dei consiglieri comunali di poter portare a questo progetto per renderlo, come posso dire, arrivare all'acquisizione. Sono stati fatti degli studi, infatti ricordo parliamo di circa 2,8 milioni compresa l'acquisizione dell'immobile, quindi una spesa molto importante, però diciamo che è un progetto ambizioso che però ha un risvolto sociale, perché comunque diamo una farmacia più grande, quindi possiamo dare anche più servizi. Secondo aspetto, riqualifichiamo la zona di San Giacomo, perché chiaramente con gli stessi soldi sicuramente potevamo costruire 2 di farmacie, però questo dovevamo tener conto che Vittorio Veneto Servizi è una società a controllo pubblico, quindi c'è anche un interesse che va oltre l'interesse economico, c'è anche un interesse che riguarda l'aspetto politico e lo sviluppo della città. Quindi possiamo dire che dall'esterno l'edificio non cambierà volto, bensì all'interno quali saranno le novità? Beh, allora sicuramente esternamente non si tocca nulla, altrimenti la sovrintendenza ci casserebbe tutti i progetti. Diciamo che la parte frontale, dall'ingresso sud fino all'ingresso nord, sarà al piano terra, ci sarà la farmacia, quindi dove ci sono le aule, dove siamo attualmente, verrà collocata tutta la parte commerciale di vendita della farmacia. Sulla parte dietro, praticamente, che va verso l'interno, dove c'è l'ex corridoio di accesso alle aule, lì verranno posti tutti quelli che sono i servizi, dal magazzino, i servizi, la sala infermieristica, tutte quelle attività collaterali che in questo momento nella farmacia principale non possiamo fare. Nello stesso modo, al piano superiore avremo, dove ci sono le aule, verranno collocati i nuovi ambulatori, mentre le sale d'attesa saranno lungo il corridoio. Quindi un polo che oltre alla farmacia vedrà anche nuovi servizi. Qual è la soddisfazione in questa giornata? Diciamo che io oggi la definisco soddisfazione e preoccupazione, perché io dico che quando si fanno determinati progetti bisogna sempre avere un po' di brivido e di timore, però la soddisfazione è che stiamo cominciando ad andare sulla strada giusta, che è quella che abbiamo studiato. C'è la consapevolezza che è un progetto importante anche dal punto di vista economico, ma c'è anche la sicurezza che lo abbiamo guardato, lo abbiamo studiato, magari potevamo farlo 6 mesi prima, purtroppo esigenze burocratiche non ce l'hanno consentito, ma non possiamo dire di non averci studiato sopra, quindi c'è la soddisfazione di cominciare, adesso c'è la preoccupazione di finire. Entro quando si potrà avere accesso alla nuova farmacia?
Io mi aspetto che per fine del 2024 muoviamo abbastanza i lavori per la ristrutturazione e entro il 2025 venga tutto completato, quindi sicuramente ci saranno 2 step, quindi ci sarà il primo step che è la farmacia e poi un secondo step che sicuramente non ci vorranno tantissimi mesi dopo, la realizzazione degli ambulatori, quindi di portare anche di qua i medici che attualmente sono negli ambulatori sopra la farmacia di San Giacomo.